Buona giornata, buona domenica a tutti. Siamo insieme per lodare il Signore, siamo insieme per leggere la sua parola e per essere dalla sua parola informati ed educati. Iniziamo questa riunione con un momento di preghiera che è un momento di lode, perché è nostro dovere e pensate un po', è nostro diritto, se abbiamo accettato il Signore come nostro Salvatore personale, è nostro diritto lodare il Signore ed essere da Lui ascoltati. Lodiamo il Signore allora con delle preghiere. Signore che sei nei cieli, tu sei benedetto. Signore che sei nei cieli, tu sei adorato, tu sei lodato. La lode, Signore, la lode nostra, sia da te ascoltata, con il tuo benevolo amore, Signore, sia ascoltata la nostra parola, la nostra preghiera, Signore. Vogliamo lodarti, Signore, perché tu hai fatto il cielo, la terra, il mare, ogni cosa che è dentro la terra, dentro il cielo, dentro il mare, ogni cosa ti appartiene, Signore. Ogni cosa è tua, Signore. E sono tue anche le cose materiali, quelle che molti non si accorgono essere tue. Signore, tu hai creato tutto. Sia benedetto il tuo nome. Sia benedetto il tuo nome su nel cielo dove tu sei, Signore Gesù Cristo. Sia benedetto il tuo nome nella terra, dove tu tornerai, Signore Gesù Cristo. Signore, noi ti lodiamo e ti diciamo grazie perché tu sei con i tuoi figli che ti adorano. Quando c'è la riunione, ma quando ognuno di noi individualmente ti cerca da casa o dalla macchina o in qualsiasi luogo in cui siamo soli con te, Signore, tu sei con noi. Lode a te, eterno. Gloria a te, eterno. Gloria a te, eterno nostro Signore. Sia benedetto il tuo nome. Amen. Sia benedetto il nome di Gesù. E il primo canto è proprio questo che dice. Gloria all'Eterno. Gloria all'Eterno nostro Signore. Lo seguiamo sulla lavagna. Gloria all'Eterno nostro Signore perché Lui è il Re della terra, Lui è il Creatore, Lui è il Principe di ogni cosa. Gloria all'Eterno, che ci ha salvato.
al nostro Signore Gesù, che ci ha redenti, ci ha liberati dal peccato, che ci avvolgeva come un mantello, perché il peccato ci avvolge. E noi siamo stati liberati dal nostro Signore Gesù. Se non sei stato ancora liberato dal tuo peccato, dal nostro Signore Gesù, lasciati liberare da Lui, perché Lui lo vuole fare. Dipende anche da te. Il Salmo 130 ci dice delle cose importantissime, come tutti i santi. È persino improbabile dire che il Salmo dice delle cose importantissime. Come tutti i Salmi, io voglio leggervi inizialmente i versetti 5-7 del Salmo 130, perché è proprio quello che noi possiamo fare in certi momenti della nostra vita. Sentite le parole. Io aspetto il Signore. L'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela il Signore più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera il Signore, poiché presso il Signore è la misericordia. Sentiamo queste parole nel profondo di noi stessi. Io aspetto il Signore. Io mi affermo e mi fermo ad aspettare il Signore. Il Signore ha qualcosa da dirmi e allora io mi fermo ad aspettarlo. Lo aspetto, perché lo aspetta la mia anima. Forse lo aspetta anche il mio corpo, perché forse il mio corpo è ammalato, ma lo aspetta soprattutto la mia anima. Pensate un po', l'anima mia anela, l'anima mia anela al Signore. Anela è una voce verbale che vuol dire che proprio ha quasi uno spasimo, è una ricerca, come se chi ha sete che ha bisogno di bere, anelare al Signore. E qualche volta siamo stati indifferenti a questo anelito, dobbiamo riconoscerlo quante volte siamo stati indifferenti al richiamo del Signore. Più che le guardie al mattino, le guardie di una città aspettavano il mattino con ansia. Anche adesso coloro che fanno i servizi notturni di vigilanza aspettano il mattino con ansia. E anche l'anima mia aspetta il Signore. E il versetto 7 dice: o Israele spera il Signore. Israele che spera il Signore non è soltanto la Repubblica di Israele, non sta pensando al regno di Israele, perché questo salmo è stato scritto ai tempi del regno di Israele. Non è il regno di Israele che aspetta il Signore, ovvero anche il regno di Israele aspetta il Signore, ma noi tutti aspettiamo il Signore. E Israele, nella continuità biblica, sono anche coloro che hanno accettato il sacrificio di Gesù Cristo. Quindi anche noi siamo popolo di Israele, perché abbiamo spesso detto, vi ricordate, dei due popoli il Signore ne ha fatto uno solo. E allora ecco, spera nel Signore, spera nella sua misericordia. Però attenzione anche a questa voce verbale, sperare. Sperare non vuol dire accadrà, forse che sì, forse che no. Io ci spero proprio, ci conto, magari succedesse. Qui sperare vuol dire avere fiducia, perché quello che promette il Signore avverrà veramente. E allora ecco che la redenzione è la speranza, la misericordia e la redenzione, che abbondano presso di Lui. E allora in noi può nascere un canto come questo che ascoltiamo e che cantiamo insieme. Nasce un canto e c'è questo anelito, perché gli occhi ti cercano e la speranza del mio cuore, sentite che cosa dice questo testo, è la certezza che sei tu che io voglio, Signore.
Guidami tu, Signore, e io non avrò paura. Accompagnami, Signore, nella mia camminata nella vita, questa mattina, pomeriggio, domani. Ti chiedo, Signore, di accompagnarmi per tutta la vita, perché il tuo amore è potente e toglie la paura. Lode a te, oh Signore, perché possiamo parlarti in questo modo e tu ascolti. Amen. Amen. Comunque il Salmo 130 vorrei proporverlo per intero. O Signore, io grido a te dai luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Lo rileggo. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola. L'anima mia anela al Signore, più che le guardie non anellino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nel Signore, poiché presso il Signore la misericordia e la redenzione abbonda presso di Lui. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Signore, io grido a te dai luoghi profondi. Se ti trovi in un luogo profondo, grida al Signore e Lui ascolta il tuo grido. Ma anche se non ti trovi in un luogo profondo, puoi gridare al Signore, anche se sei nella serenità, nella felicità di un successo magari ottenuto. Tu puoi gridare al Signore, puoi dedicargli il tuo successo, magari quello di coloro che si sono appena diplomati. Complimenti. E quindi il Signore è qui, accanto a ognuno di noi che gli chiede di essere salvato, che gli chiede di essere aiutato. In questo senso noi possiamo veramente alzare le mani fisicamente o anche con la nostra interiorità. Alzo le mani, dice questo canto che segue. E guardate che possiamo veramente alzare le mani perché il Signore è il Re dei Re. E qualche volta abbiamo alzato le mani in modo inopportuno, esaltando magari una vittoria sportiva. E non abbiamo coraggio di farlo davanti al Signore. È una cosa un po' strana che accade, vero? Noi che siamo, anche che abbiamo una tensione sportiva, quante volte abbiamo alzato le mani per una vittoria sportiva e per il Signore? Punto di domanda? Alzo le mani. Al Re dei Re. Al grande io sono, è scritto sulla Bibbia, io sono colui che è. Prima di alzare le nostre mani al Signore voglio leggere con voi questo passo dalla Bibbia. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura. Perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza, è il mio cantico ed è stato anche la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua delle fonti della salvezza. In quel giorno direte: celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. Cantate le lodi all'Eterno, perché Lui ha fatto cose grandiose. Questo sia noto in tutta la terra. Grida, esulta di gioia, o abitatrice di Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. Ci alziamo a piedi e vogliamo lodare il Signore perché Lui è la nostra salvezza, è la nostra gioia.
veramente buono, la cosa è buona perché è voluta da Dio, è veramente piacevole, la cosa è piacevole perché piace a molti, quando rimaniamo insieme. E questo testo che leggeremo non è un testo formale. Qualche volta ci siamo detti che piacere incontrarti, ma magari pensavamo un'altra cosa. La nostra educazione formale ci dice: oh, che piacere, ti vedo con piacere. Magari sono passati un mese o un anno, non ci vedevamo, ti vedo con piacere, ma forse è un modo di dire. Invece la parola di Dio non è mai un modo di dire, è sempre una cosa molto profonda. E allora sentiamo il canto, perché è un canto, il Salmo numero 133, che cosa dice? Dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano assieme. È come l'olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne, uno dei principali uomini di Israele, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. La benedizione e la vita in eterno è là, pensate un po' là dove i fratelli dimorano o vivono insieme. Quindi noi possiamo nutrirci della benedizione del Signore e possiamo sentirci liberi adesso di pregare con brevi preghiere per lodare Dio e per esaltarlo per la sua grandezza, come abbiamo fatto prima alzando le mani. La parola a voi per brevi preghiere. Signore, ti ringraziamo stamattina perché questo cammino lo possiamo fare insieme. Era proprio durante il tragitto verso Gerusalemme, Signore, che la comunità si rallegrava insieme camminando, ma anche chiariva, rinnovavano l'impegno comune, si riconciliavano qualora c'erano state delle tensioni, per arrivare a Gerusalemme rinnovati, pronti per l'adorazione. Signore, che sia il nostro cuore così oggi, un cuore che viene davanti a te, davanti alla tua presenza, avendo risolto ogni cosa davanti a te, davanti agli uomini. Signore, questa mattina ci rallegriamo perché abbiamo il privilegio nella grazia del Signore Gesù di entrare davanti alla tua presenza e ascoltarti. Grandi aspettative, Signore, quando la parola è predicata, quando la parola è comunicata in mezzo al tuo popolo, perché ha la forza, la potenza, Signore, di rinvigorire le nostre ginocchia e anche rallegrarci. Signore, questa mattina ti adoriamo con queste aspettative e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore, ci prostriamo davanti alla tua maestà, ci inchiniamo, Signore, chiediamo le nostre ginocchia per adorarti, per benedirti, per ciò che tu sei il santo, tu sei il Signore, sei l'Eterno, sei colui che vive per sempre, sei colui che ci ha riscattati attraverso quella croce, Signore, ha pagato il nostro debito e ora siamo alla tua presenza per adorarti, per benedirti e per esaltarti, perché sei dentro. Grazie Padre per ogni dono tuo, grazie per la vita, grazie per il Signore Gesù che ci ha amati e ci continua ad amare dando se stesso, Signore, per noi. Grazie per lo Spirito tuo Santo che vive e regna nei nostri cuori e possa essere questa mattina gradita un'adorazione che vogliamo, Signore, l'agirti che vogliamo darti, che viene da un cuore rinnovato dalla tua grazia e da un cuore umiliato e pentito, Signore, che riconosce le proprie colpe, Signore, ma che
allo stesso tempo, Signore, per la tua grazia siamo stati perdonati e per questo vogliamo dirti grazie con tutto il cuore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sì, Signore, caro Padre, grazie. Grazie perché sei sempre vicino a noi, sei misericordioso, sei buono. Padre, io ti chiedo perdono perché ho ancora paura di questo mondo. Ti chiedo perdono perché anche se so che tu sei vicino a me, io comunque ho paura ancora di questo mondo. Padre, voglia tu darmi la forza come solo tu sai fare, perché sei l'unico vero Salvatore di questo mondo. Mio Signore, grazie perché questa bontà infinita fa in modo di salvare migliaia e migliaia di vite, Signore. Grazie ancora e ancora per quello che fai per noi, nel nome di Gesù Santo. Amen. Amen. Sì, Signore, anch'io voglio ringraziarti che tu non sei solo vicino a me, ma sei dentro di me, Signore. E tu guidi le nostre vite, ci lasciamo guidare da te, Signore. Ti ringrazio che possiamo lodarti questa domenica, Signore, che possiamo dedicare questa giornata a te, Signore. Ti ringrazio con tutto il cuore. Amen. Grazie Signore per la tua presenza, grazie Signore per le tue benedizioni, grazie Signore per il sacrificio di Gesù Cristo, lode a te. Amen. Amen. Grazie per il bene. Io voglio ringraziarti perché questa settimana abbiamo visto le tue azioni, la tua benevolenza, la tua potenza manifestarsi nelle nostre vite, nelle vite dei nostri cari. Signore, vogliamo ringraziarti per questo perché sei fedele, sei buono, la tua generosità, la tua benignità va al di là anche delle nostre aspettative, Signore. Io voglio ringraziarti per questo e benedirti nel nome di Gesù. Amen. Lode a te, o Signore. Amen. Amen. Abbiamo detto con queste preghiere che il Signore è il nostro mondo. Abbiamo detto anche che che cerchiamo di non avere paura di quello che succede e possiamo esserne sicuri perché Lui è il mondo nostro. Se il mondo mio è il canto che possiamo fare, che ci fa comprendere ulteriormente l'urgenza di adorare il Signore, perché Lui è il Padre, ma anche perché Lui è la nostra sicurezza, la nostra certezza. Più di ogni altra cosa cerco e voglio te, dice questo canto.
Grazie al pastore Gaetano di Francia, è lui che porta la parola oggi. Sentiamo che cosa il Signore ha messo nel tuo cuore per dirci, Gaetano. Io ti lascio. Prego. Buongiorno. Ho due bei ragazzi davanti a me, cioè. Ragazzi. Cioè, mica scherziamo, Io l'ho giusto ogni volta, Va bene così. Sono contento di essere con voi. Prima perché non capito tutti i giorni, ma poi perché siete simpatici. E anche questo non capito tutti i giorni. Né per voi né per me. Cioè, non tutti i giorni incontriamo persone simpatiche, quindi quando succede qualcosa di simpatico dobbiamo veramente cogliere l'occasione. Vi ricordate? Carpe diem da qualche parte, Io ho già ricevuto delle belle cose stando qui, quasi fermo, e volevo ringraziare Canto e Musica. Complimenti. Non so se è vostra usanza farlo, ma io lo faccio. Ognuno di voi siete un dono, ognuno di voi siete un regalo e bisogna accogliersi così. A volte siamo come dei diamanti in via di lavorazione, però non perché siamo in via di lavorazione siamo da buttare via. Potete immaginarvi se ogni diamante che trovano grezzo, siccome non è rifinito, lo buttano via, cioè, non ci sarebbero diamanti sulla terra. E così noi. Vi racconto ancora un aneddoto piccolo. C'era un fratello, un grande amico mio nella chiesa di origine, e una volta si sono incontrati con una persona dentro la chiesa e gli hanno detto: scusa Salvatore, nome comune di siciliani anche, ma in questa chiesa ci vengono pure queste persone? Gli hanno detto nome e cognome e lui fa sì. E poi questa persona che cercava un po' di mettere in imbarazzo questo amico mio gli fa: ma senti, e ci vengono pure queste altre persone? Gli fa sì. E poi l'amico mio gli ha detto: e se non vengono qui dove devono andare? È solo qui che c'è l'opportunità di migliorare, riferendomi a questi diamanti che non li buttiamo se sono grezzi, non si buttano, si lavora e ci si lavora come persone, ed è importante lavorare su se stessi, perché è anche un comandamento quello di amarci, amare gli altri come amiamo noi stessi. Non stiamo parlando di narcisismo, non stiamo parlando di egocentrismo, stiamo parlando di apprezzare quello che siamo e quello che Dio ci fa essere. Qualcuno di voi qui sa che avevo altra intenzione di meditare con voi stamattina, ma voi state facendo, le cose si cambiano. Volevo parlare con voi di Luca capitolo 24, lo leggerò tutto e poi faremo delle puntatine, perché è un capitolo che si potrebbe parlare 8 ore al giorno per un paio di settimane, ancora ci sarebbe altro da dire. Mettiamo un po' il quadro della situazione. Hanno appena ucciso Gesù, è appena avvenuta la crocifissione, qualcuno di qualità dal punto di vista sociale va a chiedere se fosse possibile avere il corpo di Gesù per metterlo in un posto dignitoso, e gli è stato concesso. Le donne, come era d'abitudine,
trattavano le spoglie della persona, perché così si chiudeva il cerchio, si chiudevano quelle che erano le esigenze di un lutto, e l'esigenza di un lutto è che il ciclo si possa chiudere e che ognuno possa dire: ho fatto tutto quello che potevo fare. Siamo in un quadro in cui l'ingiustizia ha avuto la prevalenza. Non è un momento semplice. E ci sono i discepoli che sono lì, che hanno vissuto grandi speranze, e adesso il sipario si è chiuso. Leggiamo Luca 24. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse, cioè le donne, si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il Figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare. Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunziarono tutte queste cose agli 11 e a tutti gli altri. Quelli che dissero queste cose agli apostoli sono Maria Maddalena, Giovanna, Maria, madre di Giacomo, e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Il greco dice: e non credettero alle donne. Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro, si chinò a guardare e vide solo le fasce. Poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme circa 11 chilometri, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò a camminare con loro. Soltanto cominciò perché non c'è nel greco. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, e invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il corpo, e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria?
E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava la scrittura? E alzatisi in quello stesso momento tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: Shalom Lechem, pace a voi. È un momento in cui tante speranze sono state sul tappeto, tante speranze sono state nei cuori, tante speranze hanno motivato il cammino di tante persone, ma che succede? Ho detto l'ingiustizia prevale. Quando l'ingiustizia prevale noi andiamo in blocco. Quando alla nostra vista le cose non vanno secondo quei desideri buoni che abbiamo e non funziona più niente, noi andiamo in blocco. Ora immaginate, ho voluto iniziare dai primi versetti del versetto 24 perché si parla di donne e nelle chiese si parla molto poco di donne, se non per dare bastonate o per disprezzarle. E il Vangelo parla in un altro modo delle donne. Qui si parla di donne e le donne sono le prime che riconoscono la resurrezione di Cristo. Sono le prime che dimostrano di aver ascoltato la parola. Il Vangelo sembra scritto in un modo tale che soltanto i maschi avevano a che fare con Gesù. Qui questo testo dimostra che le donne ascoltavano anche Gesù, che erano anche intelligenti, che integravano l'insegnamento di Gesù, che lo prendevano per loro. Se andate a vedere cosa si dice di Marta, ha una teologia impeccabile. La sorella ha delle emozioni impeccabili, ma Marta ha una teologia impeccabile. È proprio lì, perché ha una teologia impeccabile, il Signore si rivela. E anche qui, queste donne non erano soltanto per lavare i pavimenti o per pulire i piatti dopo che si mangiavano, ma erano donne che sono state col Signore e non sono state poche, perché oltre le 3-4 principali che vengono citate, ci dice qui il testo che erano anche altre. E l'atteggiamento che hanno avuto è straordinario. Intanto arrivano al sepolcro e vedono la pietra un po' spostata, ma non se ne preoccupano, tanto meglio, non la dobbiamo spostare noi. Vi ricordate, in uno dei Vangeli si dice: e chi ci sposta la pietra? Immaginate, era una pietra così alta, con questo spessore 12-15 cm, insomma qualche quintale c'era. E quando arrivano là, la pietra è già spostata, dai, qualcuno ci ha aiutato, e ogni tanto c'è qualche buonanima, un'anima buona, no? Buonanima è morta. Scusate, qualche anima buona, insomma. Allora, praticamente non ci fanno caso, ma quando entrano non possono fare a meno di vedere soltanto le fasce con le quali veniva fasciato il corpo del defunto. E mentre che sono lì, ecco un altro blocco. Sono lì per, come ho detto poco fa, completare un momento di dolore, completare ciò che è importante fare, perché alla fine si può dire: abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare ed era importante fare in questa occasione.
come si dice da noi, passare la mano sulla coscienza e averla liscia. Okay? Non so se si dice da voi, ma da noi parliamo sempre in modo molto colorato e pieno di immagini. E quindi, però, sono stravolte, quindi sono perplesse. Nel frattempo sono stravolte perché vedono due che hanno i vestiti risplendenti. Cioè, quello che vorrei dirvi, un po' fate un viaggio con la testa, andate lì e vedete, visualizzate questi momenti. Entrate per fare una cosa, per trovare, e questo non c'è più. Quindi sconvolti, si girano due che hanno abiti splendenti e ovviamente si chinano, perché ovviamente davanti a una visione così non si è mai preparati. E comincia una domanda: perché tra i morti cercate il vivente? Caspita, di una logica disarmante. Perché tra i morti cercate il vivente? È come per dire, ragazze, cioè, dovete cercarlo dappertutto, tranne che qui. Questo è un luogo di morte e il vivente non può stare tra i morti. Ma questa è una rivelazione. E subito questi uomini incalzano dicendo: oh, ve lo ricordate quello che vi ha detto? Non è una domanda. Questi uomini parlano all'affermativo. Ve lo ricordate quello che ha detto? Che avrebbe sofferto, sarebbe stato dato in mano di perversi, di malvagi, e che sarebbe risuscitato. E loro, che hanno buona memoria, di solito le donne hanno sempre buona memoria, è meglio che noi uomini lo impariamo questo, cioè, ragazzi, cioè, siamo onesti, cioè. E quindi, ma in questo caso la buona memoria è straordinaria, perché praticamente chiude il cerchio, quello che doveva essere il cerchio della morte comincia invece, chiude il cerchio della vita e apre verso la speranza. Se un sipario si chiude, perché il sipario prima o poi si riapre, e qui siamo di nuovo alla vita. Esse si ricordarono delle sue parole, le avevano ascoltato, per questo vi ho detto, Gesù non era soltanto con i maschi. Diversi punti nei Vangeli si legge che insieme ai discepoli c'erano anche tanti altri e anche le donne, e queste donne sapevano ascoltare, non fanno problemi. Vedete invece cosa succede dopo? Loro sono pronte lì, hanno ascoltato, si è realizzata una promessa, il Signore è vivente, credono e già sono in cammino. La prima cosa che vanno a annunciare agli altri cosa è successo. E quando dissero queste cose, queste parole sembravano un vaneggiare, un essere fuori di testa. Quindi queste donne che hanno la fede trovano la risposta ai discorsi che Gesù ha detto, la coerenza di ciò che il Signore ha detto e dei fatti che si sono messi in campo, e da come sono prese per persone fuori di testa. Vi sembra normale? Però l'hanno fatto, cioè, e loro non è che possono dire niente. E noi, qua dicono, non prestarono fede alle donne, è un po' abbellito. Nel greco c'è scritto seccamente, in modo secco, non credettero. Però c'è qualcuno che si dà il beneficio del dubbio. Pietro, sapete, lui è... Anche perché si dà il beneficio del dubbio, perché è uno che ha vissuto parecchie cose. Se scorrete i Vangeli, Pietro è uno che, insomma, è un po' molto spontaneo, diremmo, un bambino libero 12, molto alto, però diciamo il punto è che in tutte quelle cose che ha vissuto, che ha affermato, vi ricordate quando gli dice tu sei il figlio dell'Iddio vivente, e Gesù gli dice: Pietro, questo non è che è farina del tuo sacco, se non fosse stato il padre che te l'avesse suggerita, insomma. Però queste cose le ha vissute, e quando è lì e ascolta queste donne, lui la prima cosa che fa, va e si meraviglia dentro di sé per quello che era avvenuto. E qui si chiude un quadro dove abbiamo delle donne che si riaprono verso la vita e la speranza, è un quadro che è di constatazione.
ed è un quadro di blocco, un quadro in cui non si va né avanti né indietro. Lui con gli altri, lui può confermare agli altri: ragazzi, effettivamente il corpo di Gesù non c'è, ci sono le fasce, però certo a lui non l'ho visto. E quindi si situa nel mezzo, e quando siamo nel mezzo siamo sempre in una situazione di blocco. 2 di loro se ne andavano, si fanno questo cammino, 11 km circa di strada, e quello che gli succede è che mentre loro parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute, e mentre discorrevano e discutevano su 2 parole molto interessanti. Una viene dal verbo omileo, e per chi ha studiato un po' di teologia sa di che cosa si tratta, e l'altra è la discussione in quanto tale. Quindi questi qua stavano costruendo un discorso, perché l'omiletica serve per costruire un discorso, e dall'altra parte c'è il dibattito. È come se io sto facendo un discorso e voi avete diritto di parola e cominciate a dibattere. A me piacciono questo tipo di predicazione, ma a voi non è concesso, quindi per adesso ascoltate soltanto. Io faccio in un'altra maniera. E quindi questi 2 si trovano in una costruzione. Ora, che significa questo? Lo dico subito così poi non ci torniamo. Voi sapete, avete mai cercato di prendere l'acqua? Ve ne resta tanta in mano? E come potete fare per prendere l'acqua? Come? No, se la prendi dal secchio non la puoi prendere. No, io dico nelle mani, proprio così. E poi se ne scivola però. Io ci ho provato tante volte, no? Poi nelle mani se ne andava. Basta congelarla l'acqua e puoi prenderla come la puoi vuoi tu. Non vi è mai capitato di prendere un bel pugno di grandine, un bel pugno di neve? Quella è acqua. È importante questo omileo, questo costruire il discorso, perché quando tu costruisci un discorso, quando tu lo pronunci, definisci la cosa, definisci la situazione, la puoi vedere, la puoi toccare, la circoscrivi, è visibile a te, ma finché è dentro il tuo cervello a girare così come l'acqua nella bacinella, che cerchi di prenderla e sfugge da tutte le parti, hai bisogno di dirlo, e questi 2 stavano facendo una cosa straordinaria. Da una parte dicevano, costruivano il discorso, dall'altra parte c'era tutto l'altro che bisognava dire, perché questo dettaglio, quindi stavano completando un discorso, stavano prendendo visione delle cose, e solo così puoi veramente uscire dal flottare nella tua testa di tante cose, hai bisogno di dirle. E loro stavano passando, avevano 11 km per dire le cose, tranquilli, camminavano, erano per strada, erano belli concentrati a tutto questo modo di fare, molto costruttivo per la persona, molto costruttivo per uscire dall'impasse, per uscire da un blocco. Devo vedere di che si tratta, devo vedere cosa sta succedendo, devo sapere che cos'è. Ebbene, loro stavano facendo questo, quindi discutevano, quindi parlavano e discutevano, e insieme Gesù stesso si avvicina a camminare con loro. Ora, all'epoca non c'erano tante strade principali di comunicazione tra un paese e l'altro, ce n'era forse una, forse 2, e c'era quella. Gerusalemme è la capitale, non è che è spopolata, e c'era stata la Pasqua qualche giorno fa, anzi no, l'hanno ammazzata Gesù prima della Pasqua, quindi era in piena Pasqua, gente ce n'era in mezzo alle strade. Di solito Gerusalemme aveva circa 2 milioni di abitanti quando c'era la Pasqua o quando c'erano feste importanti, e quindi potete immaginare in questa strada, sì, che va a Betania, 11 km circa, almeno prendiamo per buono quello che ci hanno detto. E cosa succede? C'è tanta gente, c'è troppa gente. Non vi è mai capitato di essere in una fiera, in un mercatino di sabato pomeriggio, di domenica, e la gente si affianca a te e non nemmeno te ne accorgi che ce l'hai vicino, magari ti dà una gomitata, scusi, cioè, oppure ci sono persone con le quali fai 100 metri, 200 metri a fianco, e a un certo punto ti cominci a interrogare, ma cioè, che
successo, fa parte della famiglia. Ecco, è questo che succede. Mentre che stanno camminando, questi due che sono concentrati in questo modo di elaborare le cose che sono successe, Gesù si mette a fianco a loro, tranquillo. E quello che succede è che Gesù comincia a fare domande. Ed è il modo migliore per far uscire le persone dal fosso in cui si trovano. È il modo migliore per aiutare le persone a rimettere in campo i loro strumenti per veramente uscire dalle situazioni di blocco. E vedete come lo fa, è spettacolare. Mentre lo leggevo poco fa mi veniva da sorridere, perché mi immaginavo io al posto di loro. Intanto non lo riconoscono, ovviamente, sono troppo concentrati a quello che stanno dicendo. E Gesù gli dice: di che discorrete fra di voi lungo il cammino? Ragazzi, di che si tratta? E con educazione uno dei due, che si chiamava Cleo, gli rispondi: tu solo tra i forestieri stando in Gerusalemme non l'hai letti i giornali? Non li hai letti i social? Di che cosa si può parlare, secondo te? Adesso siamo oberati di notizie, ma comunque c'è sempre notizia importante. Come stamattina buona parte degli italiani parlava di quello che è successo ieri sera. Bene per gli italiani. Chiusa la parentesi, non mi voglio portare là. Quindi c'è sempre una notizia importante e per loro questa notizia è talmente importante, talmente unica, che non c'è altro discorso. Solo tu fra tutti quelli che sono a Gerusalemme non sa che cosa è successo. Cioè, ma sei normale? Proprio Gesù, che ha vissuto quello che è successo. Questa è la cosa interessante, che noi andiamo a dire a Dio le cose che Lui sa di noi. Ma meno male, benedetta l'ora che gliele diciamo. Perché quando noi diciamo le cose a Dio, finalmente prendiamo coscienza di noi stessi. Prendiamo coscienza di noi. E troviamo la giusta posizione fra noi e Dio. E Gesù, tranquillo, quali? Cioè, fossi stato io, avrei detto: senta, ma lei che vuole? Prosegui questo cammino che noi facciamo la nostra strada. Io avrei reagito così. E invece no, queste sono delle persone di grande qualità e cominciano a fare un discorso, ecco il discorso. Ecco quell'omileo, ecco quel sapere mettere i pensieri uno dietro l'altro e glielo sanno raccontare a Gesù in un modo straordinario. E quindi gli dicono il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. E come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati, si mettono nella parte, lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Quindi raccontano i fatti e poi aprono il loro cuore, dicono il loro bisogno, si dicono loro come persone, e noi speravamo che fosse Lui che avrebbe liberato Israele. Invece sono già passati 3 giorni e non è successo niente. Ecco, loro si sanno raccontare perché hanno fatto quel discorso che vi ho detto poco fa, hanno quel procedimento di definire le cose. Hanno congelato l'acqua, l'hanno presa, l'hanno messa al posto giusto. Immaginate la brocca dei cubetti. La brocca dei cubetti non è per liquefarsi lì. La brocca dei cubetti è perché vengono prese e messe al posto giusto dove non devono andare. Ecco, noi abbiamo bisogno di fare questo. Strutturare i nostri pensieri, capire noi stessi, perché quando capiamo noi stessi, quando ci vediamo, è come se ci vediamo in uno specchio con onestà e sappiamo cosa dire e incontriamo i nostri bisogni. E questi 2 discepoli possono dire qual era il loro malessere principale.
Non importa quello che è successo, non importa quello che hanno fatto, probabilmente si ricordavano qualcosa di quello che aveva detto Gesù, come le donne, perché alle donne è bastato dirglielo, ma non vi ricordate che loro si ricordano? Probabilmente si ricordano, ma dicono, sono passati 3 giorni e ancora non è successo niente. E Gesù, come dice la sorella, Gesù era là. Io mi ricordo quando ho fatto una preghiera di questo genere, avevo più o meno 25 anni e ho cominciato, Signore, io ho evangelizzato tanto, ho lavorato con la tenda, ti ho servito, ho fatto tutta una lista e il Signore mi ha detto, allora mi vuoi dire che cosa hai bisogno? Cioè, mentre mi facevo tutta questa discussione, ecco, allora il Signore mi ha detto, me lo dici cosa vuoi? E ho detto, Signore, hai ragione, te lo dico subito. E gliel'ho detto. Però non possono fare a meno di dire che delle donne li hanno fatti stupire. Beh, a me farebbe piacere che tante donne si farebbero stupire. Ma le donne per farvi stupire devono essere accolte, devono essere almeno ascoltate. Bisogna almeno ascoltare quello che loro hanno da dire, perché altrimenti se non l'ascolti non ti stupiranno mai, perché il tuo giudizio su di loro, il tuo pregiudizio su di loro e chiude a qualsiasi comunicazione. Va bene detto così? Ci hanno fatto stupire. Qualcuno è andato a verificare e in quello che hanno detto le donne c'è del vero, però lui a Gesù non l'hanno visto. Immaginate, lui a Gesù non l'hanno visto ed è là con loro, interessanti, con loro. E Gesù finalmente, o insensati e lenti di cuore, ora il cuore è la persona e la testa, è come se Gesù gli ha detto, o teste dure, fuori di senno, perché il termine che c'è scritto là è non hai il senno, significa non pensanti, cioè non state facendo funzionare il cervello per pensare, ed è vero, perché quando si è dentro le emozioni, queste sono fatte ormai studiate, quando noi funzioniamo col cervello delle emozioni, noi non funzioniamo col cervello della ragione. E quello che fa Gesù è che facendo le domande fa uscire i discepoli, questi 2 discepoli, dal cervello delle emozioni per mettere in campo il cervello del ragionamento. Perché sono lì che non stanno pensando, non stanno usando la corteccia. E Gesù, a furia con le domande che gli ha fatto, li fa uscire, loro hanno raccontato, per raccontare ci vuole la logica, per dire le cose ci vuole la corteccia e quindi, ecco, adesso Gesù può dire loro quello che c'è da dire. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Che fa, l'avete dimenticato? E poi gli fa uno studio biblico, ragazzi, e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiego loro in tutte le scritture le cose che riguardavano, non so se erano arrivati al chilometro 2, 4, 5, che ne so, 7, ma insomma un bel po' di tempo il Signore gli ha fatto uno studio biblico, certo che li invidia a loro. Vi immaginate avere uno studio biblico direttamente da Gesù? Insomma, una cosa speciale. A me farebbe piacere. Gesù è là che ascolta. Sì, Gesù è qua. Basta studiare. Noi abbiamo molto di più di quello che avevano questi discepoli, perché loro avevano fino a Malachia, loro avevano questo pezzo, da Genesi a Malachia, ma noi abbiamo tutto il resto. Noi siamo piazzati meglio per conoscere Gesù. Noi abbiamo molto di più di loro. Solo che studiare ogni tanto costa fatica e non è che abbiamo tanta voglia. Come vedete non sto correndo, sto cercando di dialogare con voi.
E poi un'altra scena molto bella, che arrivano a casa, loro devono, e Gesù fa come per andare via, e questi due ragazzi, questi due discepoli, dimostrano di essere delle persone di grande qualità, di grande senso civico. In Israele, quando si faceva sera, quindi dopo le 6 di pomeriggio, se c'era un forestiero che non aveva ospitalità, in Israele si ospitavano le persone. Quindi loro non hanno riconosciuto Gesù fino adesso, per loro è uno straniero. Gesù cerca di proseguire il cammino. Scusa, dove stai andando? Vado per la mia strada. No, ma che fai? Stai scherzando? Vieni a casa. Tu stanotte pernotti con noi, poi vai dove vuoi. Insomma, dai, stiamo scherzando. Abbiamo problemi, abbiamo un po' di pensieri sballati, ma almeno quello rimane. Ed è bello questo, è molto bello. A volte mi sembra che nelle chiese evangeliche si manca di senso civico o di buona educazione. Fa parte della vita anche questa, fa parte della testimonianza anche questo. E quindi Gesù si lascia invitare, è interessante, è forte. Gesù si lascia invitare e va a casa con loro. Ora, vi sembra normale che un ospite si siede a tavola e comincia a fare quello che vuole? Non mi sembra normale. Eppure Gesù lo fa. Quando sono tutti pronti per mangiare, quindi io di norma aspetto che c'è almeno il capofamiglia o la capafamiglia, a secondo delle famiglie, che tu sei lì, che dai il via. Noi abbiamo l'abitudine di fare la preghierina, ma ancora lì, dopo la preghiera si rimane bloccati, mica tu muovi un dito, almeno se si è di buona educazione sei lì, piantato, finché c'è il via. Gesù no, spezza una regola ed è lui che a questo punto fa una gestualità che i discepoli avevano visto, penso, non più di 1 o 2 giorni fa. Perché se andate un capitolo e mezzo indietro, nel capitolo 22, voi vedete che Gesù ha fatto la stessa cosa. Prese del pane, sto leggendo da Luca 22, 19, prese il pane, rese grazia, lo ruppe e lo diede a loro. Leggiamo da Luca 24. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e li diede a loro. Questa cosa l'abbiamo già visto, sta scena. Questi sono degli ancoraggi, queste sono delle cose che il Signore ci fa vivere perché noi possiamo riconoscerlo. Non vi è mai capitato di dire: Signore, dove sei? Avete pregato la mattina, avete pregato mentre eravate in macchina, però non chiudete gli occhi, mi raccomando. Se no, se poi fate altre preghiere dopo. Insomma, alla fine vi fate la domanda: Signore, dove sei? Ma il Signore ha creato in ognuno di noi questi ancoraggi, questi segni di riconoscimento, cioè segni per riconoscersi. E ha fatto con loro un segno che solo loro sapevano di che si tratta. Perché solo loro avevano visto rompere il pane in quel modo, pronunciare quella benedizione e poi questo gesto di darlo a loro. A questo punto, wow, si aprono gli occhi e Gesù sparisce. Ci manca un secondo di più, almeno ce lo potevamo godere. No, ma quello era importante. Che Gesù, con la sua presenza, col suo accompagnamento e col suo farsi riconoscere in quella gestualità, ha confermato la fede dei discepoli, gli ha detto: siete sulla buona strada, bene, adesso buon proseguimento di cammino. Questo è importante. Fra di noi
fra marito e moglie, fra persone della stessa famiglia, ci sono questi segni, queste abitudini, questi modi di fare che sai che è lei o è lui e sai anche in che situazione si trova. Sai che quando un figlio o una figlia ti chiama papà con un certo tono, c'è qualcosa, c'è da correre. Quando arriva con un altro papà, allora vediamo. È chiaro, è così anche quando si chiama mamma. Cosa voglio dire? È interessante perché il nostro Signore è un Salvatore personale e in noi crea delle realtà che sono soltanto nostre. Mi ricordo un ragazzo che un giorno mi disse, veramente mi fece rimanere così, era un nuovo nella fede, mi ha detto ma guarda questo qua che dice, ed era vero, mi fa Gaetano, basta avere gli occhi per vedere e tu vedi l'azione del Signore. E io ero il pastore, sì hai ragione, è vero, ero senza lavoro all'epoca, quindi ero un po' dibattuto io col Signore, facevamo un po' di guerra, stava nascendo la nostra prima figlia, eravamo partiti così, ci voleva la cullina, 1000 domande e questo ragazzo che ti dice ma basta vedere, avere gli occhi, lo vede il Signore. E io mi sono messo la giacca da pastore e sì hai ragione Dionisio, basta avere gli occhi per vedere. E dentro me ti facevo, speriamo che ti fai vedere, Signore. La prima cosa che fa il Signore li mette in moto. Loro da una parte esprimono questo desiderio profondo che era bello, ma non lo sentivi qualche cosa mentre era con noi, ma non si bloccano qui, hanno un desiderio, hanno avuto il gusto, hanno preso con sé un momento, un'esperienza straordinaria, ma partono subito a portare la notizia, come hanno fatto le donne. Quindi loro sono arrivati un po' in ritardo, però insomma il Signore accoglie tutti. Perché? Perché li accoglie. Quando tornano, quando arrivano dagli altri a Gerusalemme, cosa stavano parlando? Il Signore è veramente risuscitato e loro stavano arrivando lì per dire il Signore è risuscitato. E mentre sono qui si presenta Gesù, pace a voi, presente, sono risuscitato. È interessante come il Signore dà un messaggio a queste persone e non importa da quale direzione vengono, c'è un solo Signore e c'è una sola grazia e c'è una sola fede e c'è qualcosa che ci unisce, Lui ed è lì. Cosa avremmo dovuto fare? Cosa avrebbero dovuto fare? Ballare di gioia. Una volta un fratello napoletano diceva fare salti mortali di gioia, ma qua invece c'è soltanto il mortale, perché arriva Gesù, il vivente, si stanno appena dicendo Gesù è risorto, Gesù si fa presente e sono tutt'uno più sconvolto degli altri. Cioè, vedete un po', certo, non è che siamo davanti a un fatto normale, che capita tutti i giorni, voglio dire, però insomma, Gesù si presenta e gli dice pace a voi e la prima cosa che pensano, questo è uno spirito, non è il fantasma come è scritto nella testa. Si parla di uno spirito. Quindi capiscono che c'è del soprannaturale, ma non identificano esattamente che sia Cristo. E Gesù gli dice perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Sempre le famose domande che cominciano a mettere in moto il cervello della ragione. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. Quanta pazienza Gesù! L'ha avuto con i discepoli di Emmaus. Adesso ce l'ha con tutti loro, che è lì ad accompagnarli in questi blocchi. Troppo bello per essere vero,
sconvolti o troppo sconquassati o troppo sconvolti, comunque sia bloccati, il Signore è lì che non li sgrida, non li spinge, il Signore è lì che lavora con loro affinché loro riprendano a camminare. È quello che fa. È ancora lì. Gli spiega: guardate le mie mani, i miei piedi. Uno spirito come voi mi state definendo non c'ha ossa, carne e ossa. Io ce l'ho, dai, venitemi a toccare. Infatti Tommaso quello farà, ma ce lo racconta Giovanni questo. E siccome rimangono lì, ancora troppo bello per essere vero, ma siccome per la gioia, qua è la gioia, troppo bello per essere vero, non credevano ancora e si stupivano, disse loro: insomma ragazzi, ce l'avete qualcosa da mangiare? Perché se è uno spirito, da come entra si vede scorrere, vedere dove va. E Gesù mangia, lo prese e mangiò in loro presenza. Va bene? Non sono uno spirito? Ci sono? Va bene così? Devo dire che sono momenti scioccanti, li raccontiamo adesso così, ma è veramente importante. E poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte da me nella legge, nei profeti e nei salmi. Ha fatto il riassunto dell'Antico Testamento. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che Cristo avrebbe sofferto, sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, quindi buon cammino. Gesù ritorna alle scritture. Perché? Perché lui è andato davanti a noi a preparare un luogo. Perché lui è andato avanti a noi. Perché lui ci ha detto: non vi lascerò orfani. C'è il resto. Il sipario si è riaperto per sempre finché lui non lo chiuderà. Nel frattempo c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa da dire, c'è qualcosa da testimoniare, ma ci lascia le scritture. Abbiamo le scritture perché, se le guardiamo per bene, dice Giovanni, riportando una parola di Gesù, andate a vedere che parlano esattamente di me. Non abbiamo più bisogno di avere un Gesù fisico che ci spieghi le cose, perché tutto quello che c'è da capire è nelle scritture. E Giovanni conclude proprio così: ma si potevano scrivere tanti libri che il mondo non li poteva contenere, ma quello che è scritto è sufficiente affinché noi conosciamo Gesù e abbiamo la vita eterna, perché quello è l'obiettivo, per quello è venuto Gesù. Cosa recita Giovanni 3,16? Affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ma prima di lasciarvi voglio dire una cosa interessante. Quando si è sconvolti o in una maniera o in un'altra, Gesù dà questa parola: guardate le mie mani e i miei piedi, guardate la croce, le mani e i piedi. In questi momenti di blocco, in questi momenti difficili, in questi momenti in cui o è troppo bello per essere vero o è troppo sconvolgente, o insomma, qualsiasi sia lo spettro delle nostre emozioni che ci tengono lì dove siamo, fermi, bloccati, il Signore non sta dicendo negatele, il Signore non sta dicendo ma perché avete queste emozioni? Assolutamente. Il Signore li accompagna affinché possano uscire. È un modo per uscire dalle nostre situazioni e guardare la croce. Guardate le mie mani, guardate i miei piedi. Cosa c'è alla croce? Quando noi pensiamo alla croce, cosa pensiamo alla croce?
dovremmo cominciare a pensare che c'è stato chi si è dato per noi, pienamente per noi, ma dobbiamo anche pensare che la croce è vuota, che anche il sepolcro è vuoto e che la grazia è stata resa possibile per tutti. E che la sua parola, il suo insegnamento, vale alla conclusione, vale per tutte e per tutti, con il privilegio che di solito le donne, credete, prima e in un modo diverso dagli uomini, ma vabbè, tutti là presenti. E c'è questo Signore che dice pace a voi. Lui per ognuno di noi ha previsto la pace. E Paolo, quando la descrive nei Filippesi, descrive una pace che è incomprensibile alla nostra comprensione. Detto nelle parole che leggiamo sempre, una pace che è al di sopra di ogni intelligenza. Una pace che non possiamo nemmeno, ecco, ci mancano le parole, ma c'è. È lì. Perché se vediamo Gesù ci sono tanti interrogativi, tante cose che non sappiamo, che a volte non capiamo, però Lui è lì, perché ha promesso: io sarò con voi tutti i giorni che ci saranno sulla terra. Non dice sarò davanti a voi, dietro di voi, Lui sarà con voi. E se vi ricordate l'ultima volta che ho predicato qui, ho parlato anche del Tempio dello Spirito Santo. Tante cose ci sfuggono, meno male, perché ci rivelano che siamo umani, ma la sua pace la possiamo avere, perché Lui ci dà la sua pace. Preghiamo. Signore, a volte siamo dibattuti da tanti momenti, da tante situazioni, a volte dobbiamo ricomporre i nostri pensieri, raccogliere le nostre idee per capire dove siamo e a che punto siamo, dove stiamo con la nostra vita. A volte vediamo più interrogativi che risposte, ma noi siamo contenti. Signore, noi siamo sereni perché possiamo essere nella tua pace, perché tu ci dai la pace. Ti sei annunciato ai tuoi discepoli pace a voi e ti sei annunciato a ognuno di noi pace a te. Questa pace che non abbiamo bisogno di capire, ma di sapere che c'è e sei con noi. Signore, grazie per tutto l'esempio che ci dai nelle scritture di come hai accompagnato queste signore e questi signori nel cammino della loro fede. E grazie che attraverso la tua croce possiamo sbloccare pure noi e attraverso la conoscenza delle scritture possiamo sbloccare pure noi e trovare obiettivi e senso nella nostra vita per arrivare a te, che sei il risorto e hai fondato dentro di noi il giorno della resurrezione. Signore, gloria a te. Padre Santo, gloria a te per quello che hai fatto in noi, per averci con te per tutta l'eternità. Amen. Dio vi benedica. Grazie Gaetano, grazie al Signore soprattutto, ma anche a te che hai portato questi motivi di riflessione. Ne volevo suggerire ancora uno per chiudere la parte in cui rimaniamo insieme. Volevo suggerire la lettura di un breve salmo, il 134, ve lo propongo proprio come chiusura anche per chi ci lascia dalla diretta, a cui gli amici che ci hanno ascoltato auguriamo buona domenica, e
lo auguriamo con questo testo, Salmo 134. Ecco, benedite il Signore voi tutti, servi del Signore, che state nella casa del Signore durante la notte. Alzate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore. Il Signore ti benedica da Sion. Egli ha fatto il cielo e la terra. E così ci lasciamo con la diretta. Buona domenica e buona settimana a tutti.